Buona domenica e benvenuti a questo primo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca. Intorno alle 19 di ieri una donna di 64 anni di Gemona è rimasta uccisa mentre stava attraversando il binario lungo la tratta ferroviaria Gemona-Osoppo in prossimità delle vie Marzarse e Brondani a Gemona. Stava inseguendo il proprio cagnolino che era fuggito ed è stata travolta da un convoglio. Nonostante il treno stesse viaggiando a una velocità relativamente bassa, l'impatto è stato fatale e la donna è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal personale medico inviato dalla Sores. Sul luogo della disgrazia anche i vigili del fuoco di Gemona del Friuli. Sempre nella serata di ieri, attorno alle 18:30 in via Spilimbergo a Meduno, sulla strada che da Solimbergo porta appunto a Meduno, si è verificato un incidente stradale che ha visto un'autovettura perdere il controllo e finire capottata dopo varie rotazioni a circa 30 metri dalla sede stradale. Nulla da fare per il conducente sbalzato dal veicolo nella violenta dinamica. I vigili del fuoco di Spilimbergo hanno messo in sicurezza la vettura e restavano a presidio dello scenario in collaborazione con i carabinieri intervenuti. E un altro grave incidente stradale poco prima delle 23 di ieri lungo la strada regionale 354 all'altezza di Pertegada nel comune di Latisana a poca distanza dall'incrocio semaforico. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Latisana intervenuti per i rilievi, la viabilità e tutti gli accertamenti si sono scontrati una vettura e una moto. In sella alle due ruote c'erano una coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza, rovinati sull'asfalto e rimasti feriti in maniera non particolarmente grave. A bordo della macchina invece una coppia di anziani, una donna cittadina russa che viaggiava come passeggera e un uomo al volante. Ad avere la peggio è stata la cittadina straniera rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze inviate dalla Sores di Palmanova, dalla Elibase di Campoformido e decollato l'elicottero. Dal distaccamento dei vigili del fuoco di Latisana è partita immediatamente una squadra. I pompieri hanno dato fattivo supporto all'equipe medica che ha stabilizzato la donna all'interno del veicolo nel tentativo di salvarle un braccio che sarà invece amputato con ogni probabilità. È stata trasportata in volo all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni anche per una serie di fratture multiple. Il conducente è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza. Gli altri 2 feriti sono stati accolti all'ospedale di Latisana. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico con code fino a 2 chilometri. E un altro incidente stradale poco dopo le 4 di questa mattina in via Tonzolano a Buia. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo, intervenuti dopo una chiamata di allertamento al NUE 112, un giovane di 30 anni ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a schiantarsi contro un muro in maniera autonoma senza coinvolgere altri mezzi. È rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e il carro attrezzi. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Comune e Ater vincono un bando ministeriale da 25,8 milioni per la qualità dell'abitare e la rigenerazione di zone degradate e, integrandolo con risorse proprie, mettono in campo un totale di quasi 37 milioni di nuovi investimenti per Pordenone. Previsti il recupero di 9 immobili abbandonati da decenni, tra cui luoghi simbolo della città come l'ex birrificio e la loro trasformazione in 84 alloggi sociali. Un'operazione che risponderà almeno in parte alla richiesta di residenze da parte delle fasce più fragili. Nel programma anche la rigenerazione delle aree delle case popolari di Largo Cervignano e in via Pontinia e la riqualificazione del centro anziano di Torre. Sentiamo il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore all'urbanistica Cristina Amirante. Abbiamo intercettato quasi 26 milioni di euro guardando alle aree che dal punto di vista urbanistico, paesaggistico ma anche sociale erano più fragili. Quindi per esempio i poli delle case popolari della nostra città, Largo Cervignano, via Pontinia, e dall'altro lato edifici che i pordenonesi secondo me neanche si potevano immaginare che potessero essere riqualificati. Pensate all'ex birreria. Di fatto credo che questa amministrazione, con tutti i finanziamenti che ha portato a casa dall'Europa, dal Ministero della Regione, stia attuando e attuerà la più grande riqualificazione ambientale, naturalistica, paesaggistica, urbanistica che la città abbia mai conosciuto nella sua storia. Le riqualificazioni sono connesse al resto del tessuto cittadino.
Abbiamo predisposto questo grande progetto che poi è stato spezzato in due proprio per riuscire a intercettare magari tutto il finanziamento, cosa che è accaduta, tutta una serie di riqualificazioni di edifici che si trovano in tutti i quartieri della città, ma che sono collegati da un filo logico che è quello non soltanto appunto della rigenerazione urbana, ma anche dal concetto di andare a creare residenze sociali all'interno di contesti già urbanizzati, quindi dove ci sono già tutti i servizi, dove è semplice spostarsi, dove ci sono per esempio le ciclabili dei parchi, dove abbiamo 3 interventi che si sviluppano, l'ex Kral, l'ex birrificio e l'ex battiferro, quindi un sistema connesso e interconnesso con la città. Questo pomeriggio a partire dalle 17:30 Telefriuli proporrà in diretta la convention annuale dei friulani nel mondo che sarà ospitata nel Teatro della Corte di Osoppo. Particolarmente evocativo il titolo scelto quest'anno per l'evento, Guardians Paldoman, custodi per il futuro. Il sipario si aprirà sulla cultura, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. La convention sarà proposta in replica alle 22. Guardians Paldoman, custodi per il futuro. È questo l'evocativo titolo scelto per la convention annuale dei friulani nel mondo, in programma domenica 25 luglio al Teatro della Corte di Osoppo e che sarà trasmesso in diretta su Telefriuli alle 17:30. Un anno fa su quel palco ci si era lasciati con l'auspicio di ritrovarsi in presenza e in grande stile a un anno di distanza, ma l'evoluzione della pandemia non lo ha consentito. Il sipario comunque si alzerà anche quest'anno con i riflettori puntati sulla cultura, uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia. Si ricomincia da Osoppo, purtroppo l'anno scorso ci eravamo illusi di riproporre sempre da Osoppo, perché l'anno scorso lo abbiamo fatto tutto a distanza, collegati in rete. Quest'anno volevamo riproporre il tradizionale convegno con la presenza di tantissimi friulani. Sarà una via di mezzo purtroppo, perché la pandemia purtroppo continua, e quindi abbiamo cercato di fare una parte in presenza per il numero che il teatro può ospitare e ovviamente gran parte in rete. La premessa è il concerto che abbiamo fatto a Tokyo, ma il titolo di quest'anno si ricalca un attimino quelli che sono stati i settori che più sono stati colpiti da questa pandemia, che è il settore culturale. Ecco, lo abbiamo voluto fare in teatro, perché la cultura è questo settore che è stato più colpito, quindi troveremo un messaggio particolare rivolto alla cultura, alle tradizioni culturali, come dicevo, ma soprattutto alla rivisitazione della memoria filmica con le nuove tecnologie, quindi i filmati della vecchia migrazione, curati e riproposti da Garlatti Costa. Ci sarà uno spazio ovviamente per il Mittelfest, perché noi abbiamo riproposto e proponiamo delle convenzioni particolari con i nostri friulani per partecipare a questo festival che rappresenta l'intero Friuli, per concludere poi con quel grande concerto dedicato alla musica delle nostre tradizioni, ma proposto dal Conservatorio Statale di Musica di Udine. Si è conclusa con più di 600 spettatori la tournée del climatologo Luca Mercalli in Regione, che in un trittico di spettacoli organizzato dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani ha lanciato il proprio allarme sul riscaldamento globale sempre più irreversibile. Assistiamo anche a un fenomeno meteorologico vivace, la formazione di un temporale non lontano da qui. Più di 600 persone tra Lignano, Valbruna e Gemona per un accorato appello per il clima. A trasmetterlo il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Italiana di Meteorologia e scienziato noto a livello internazionale per la sua battaglia contro il riscaldamento globale. Nei 3 spettacoli concerti organizzati dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, Mercalli ha rinnovato il proprio invito a svegliarsi, a cambiare stile di vita e a fare pressione sui governi affinché il cambiamento climatico possa essere rallentato. È purtroppo ormai un processo irreversibile, ha detto il climatologo nella 3 giorni, ma nei prossimi 10 anni si capirà se possiamo almeno ridurre gli effetti più catastrofici. Ad accompagnare le parole di Mercalli sono stati i musicisti dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, tutti under 30, che hanno studiato un programma ad hoc insieme al climatologo.
Tra Vivaldi e Schubert, Mercalli ha spiegato come siamo arrivati alla situazione di oggi e le terribili previsioni per i prossimi 10 e 100 anni, con l'aumento della temperatura, lo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento del livello del mare. A fare da cornice alla rassegna organizzata dall'unica realtà giovanile regionale sono stati 3 luoghi inusuali per la musica classica: la chiesetta della Madonna del Mare di Lignano, la foresta millenaria di Tarvisio in Val Saisera e il laghetto Minisini di Gemona del Friuli, luoghi incontaminati in cui l'appello di Mercalli è risultato ancora più forte. A Villa Nachini Blassi, a Corno di Rosazzo, si è tenuto il concerto del quartetto ungherese Vizontò. Sentiamo il servizio di Ivano Matiussi. Per la rassegna estiva 2021 organizzata dall'Associazione Noi Cultura e Turismo, gestita in associazione fra i comuni di Manzano, Butrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariaco e San Giovanni al Natisone, la sezione musica curata dal Folk Club Butrio ha ospitato nel giardino di Villa Nachini Cabassi di Corno di Rosazzo il concerto dei Vizontò, quartetto ungherese, leggenda del folk e revival internazionale sulla scena dagli anni 70 con un tripudio di strumenti. Si tratta di un ensemble d'eccellenza che ha saputo conciliare in modo entusiasmante la musica tradizionale con quella d'ascolto moderna attraverso un percorso di grandi successi a livello mondiale, con concerti, dischi e pure la colonna sonora di un film musicale che ha vinto a Mosca un Grand Prix. Confermata oramai da diverse stagioni come gruppo cult, l'ensemble ungherese guidata da János Asur, violinista fra i fondatori originali del quartetto, è interprete di una musicalità potente e fuori dall'ordinario che nasce da un mix geniale con musica che riprende in toni moderni l'antica tradizione popolare folk, ispirandosi alle orme tracciate dal percorso etnomusicologico di Béla Bartók. Sport, Olimpiadi, sono davvero molto ridotte le possibilità per Chiara Cainero di accedere alla finale di skeet. La tiratrice friulana si è classificata al 24° posto. A guidare la graduatoria della competizione l'Azzurra Bacosi. È andata in scena questa mattina alle Olimpiadi di Tokyo la prima parte delle qualificazioni della disciplina dello skeet, in cui grandi aspettative per la comitiva azzurra arrivavano da Chiara Cainero. Al termine delle prime 3 serie, però, a brillare è stata la sua compagna di squadra Diana Bacosi, che non ha commesso nemmeno un errore e si trova al primo posto in graduatoria avendo totalizzato 75 su 75. Qualche errore di troppo, invece, per la friulana, che ha chiuso questa prima parte delle qualificazioni al 24° posto con uno score di 67-75. L'accesso alla finale per lei dista 5 piattelli, che sono quelli che la dividono dal 6° posto. È davvero complicato per la tiratrice udinese, campionessa a Pechino 2008 e vice campionessa a Rio nel 2016, riuscire ad accedere alla finale. Solo domani sapremo se ce la farà. E in chiusura l'Udinese, visto l'annullamento dell'amichevole con il Fenerbahce, Gotti ha fatto svolgere ieri un test in famiglia ai ragazzi che ha a disposizione nel ritiro di Sankt Veit. Per l'occasione, spettatore d'eccezione Paron Giampaolo Pozzo, che ha seguito di persona i lavori in corso nella località carinziana. Nel test della durata complessiva di un'ora si è imposta la formazione schierata con il 4-2-3-1 grazie alla rete di Forestieri. Dopo un primo tempo dai ritmi blandi, la ripresa si è fatta più vivace e si sono messi in evidenza i neoacquisti Silvestri e Udoge e i giovani Ianesi, Masette e Fedrizzi. Prossimo impegno per i bianconeri mercoledì 28 luglio alle 18 a Sankt Veit per l'amichevole contro lo Sturm Graz. E per ora è tutto, vi aspetto alla prossima edizione delle 19. Buon pomeriggio.